Questa mostra è una mostra straordinaria, vi invito tutti a vederla, ci sono 200 opere, sono 14 nazioni rappresentate da 22 artisti e sicuramente sarà una delle mostre cardine di questi 43 anni di storia dell'illustrazione internazionale. Ci sono esponenti favolosi, importanti come Cisneros, che è il nostro ospite d'onore, ci sono anche altri artisti che si sono, affermati su un tema così importante come la natura. E questo è la cosa importante di questa mostra, la natura che può essere sicuramente benefica nei nostri confronti, natura e arte. Sindaco, oggi si inaugura la 43esima edizione della mostra dell'illustrazione dell'infanzia di Sarmede. Che cosa significa questo per la comunità? Per noi questo è un momento importante perché testimonia che Sarmede è sempre al centro di quella che è l'editoria per l'infanzia ed è merito della Fondazione Zavrel in un processo di continua innovazione che appunto fa sì che il mondo dei libri per i bambini passi per Sarmede. Il messaggio sostanzialmente è questo: noi possiamo puntare al benessere individuale della collettività, però se non instauriamo un dialogo continuo e non ricerchiamo un punto di equilibrio con quella che è la natura che ci ospita, tutto sarebbe vano. E questo è un messaggio che attraverso le immagini e la fantasia cercheremo e cerchiamo di trasmettere ai più piccoli.